su Podcast One Word Italiano. Gennaio arriva sempre in silenzio. Dopo le luci, i brindisi, i pranzi lunghissimi e i dolci infiniti, gennaio entra piano piano. Chiara lo sente subito. Si sveglia, si alza dal letto e i jeans non collaborano. Li tira su, respira, trattiene il respiro, niente. Non è colpa mia, pensa, è colpa del Natale. Le vacanze sono finite, Natale e Capodanno sono passati molto velocemente, ma hanno lasciato delle prove evidenti. Panettoni, torrone, seada, scurgiones, lenticchie, dolci giapponesi preparati da Naomi, insomma, di tutto e di più. Chiara e Naomi hanno passato tutte le feste insieme. Natale a casa con musica italiana e piatti tradizionali, Capodanno in piazza tra fuochi d'artificio, spumante e abbracci improvvisati con sconosciuti. Naomi dice: in Giappone si mangia molto, ma non così tanto. E Chiara risponde: in Sardegna, in Italia, il cibo è come l'amore, è una forma d'amore. E quindi Chiara trova questo gennaio un po' ingrassato. Così arriva gennaio con qualche chilo in più dopo le feste. Ora però è lunedì mattina. La scuola rinizia, è il primo giorno di scuola dopo le vacanze. Chiara cammina verso la scuola con lo zaino sulle spalle e un pensiero fisso nella sua testa. Ho mangiato troppo. Le vacanze sono state molto belle, ha fatto tante nuove esperienze, ma adesso ha proprio voglia di ricominciare con la sua routine, con le sue abitudini. Ha nostalgia della scuola, dei suoi compagni e delle lezioni di italiano. Non vede l'ora di riniziare. In classe ritrova i compagni. Tutti si salutano con entusiasmo. Tanti auguri, buon anno, com'è andata? Come avete passato le vacanze? Quasi tutti hanno passato le vacanze con la famiglia nel loro paese d'origine e hanno tante storie da raccontare. Sara, l'insegnante di Chiara, sorride e dice: allora, siete pronti per ricominciare? Chiara e Naomi sentono di essere pronte, non vedono l'ora. La lezione parla di buoni propositi. Sara spiega che all'inizio dell'anno molti di noi amano fare una lista delle cose che vorrebbero fare durante il nuovo anno. È come una lista degli impegni che si vogliono portare avanti e concludere, possibilmente. La lista dei buoni propositi è molto importante per avere un'idea di quello che si farà durante l'anno, dei propri obiettivi, di quello che si vuole ottenere. E così Sara chiede ai suoi studenti: ora, usando il futuro semplice, scrivete una lista di almeno 5 buoni propositi per il nuovo anno. E così Sara chiede a Chiara: Chiara, dimmi un tuo buon proposito per il nuovo anno. E Chiara, subito sicura, risponde: devo iniziare la dieta. Ho mangiato troppo durante le vacanze e sono ingrassata di qualche chilo. Sara risponde: questo è un problema comune a molti di noi. Chiara, infatti a gennaio tutti si iscrivono in palestra. Chiara non ci aveva pensato. Oltre a iniziare la dieta, potrebbe anche iscriversi in palestra. Sara le ha dato proprio una bella idea. Durante la pausa caffè scendono al bar sotto la scuola. Chiara ordina un espresso. Vuole bere solo un espresso, è a dieta.
Ma Naomi guarda il bancone pieno di cornetti, fumanti, profumo. Dai, Chiara, dividiamoci un cornetto a metà, non intero, ma lo dividiamo a metà. Va bene, dai, non ci farà male un cornetto a metà. E alla fine dividono un cornetto, perché la dieta può sempre aspettare, almeno un po' fino a domani. Nel pomeriggio però decidono di fare una cosa importante. Entrano in una palestra vicino alla loro casa. C'è la musica alta, specchi ovunque, persone che sollevano pesi come se fosse facile, gruppi che si allenano al ritmo di musica latinoamericana, persone che salgono e scendono dagli step, fanno esercizi strani. Chiara e Naomi li guardano un po' perplesse e Chiara si sente come in un vortice e osserva tutto con attenzione. Naomi legge il cartello: abbonamento annuale, offerta di gennaio. È un segno del destino, dice Naomi. Sì, risponde Chiara, un segno che abbiamo mangiato troppo e dobbiamo fare l'abbonamento annuale. Allora si iscrivono, sono convinte, sono motivate e almeno per oggi hanno questa grande voglia di cambiare, di iniziare l'anno con il piede giusto. E così fanno subito la prima lezione di gruppo. Naturalmente sono le più imbranate, le più scarse, fuori tempo, fuori musica, ma almeno si sono divertite tra di loro. Escono dalla palestra stanchissime, ma anche soddisfatte perché hanno iniziato la loro nuova vita. Camminano lente, respirano quest'aria fresca e Chiara dice: domani torniamo. E Naomi risponde: bisogna vedere se riusciremo a muoverci per i dolori. Oggi Chiara ha imparato molte parole utili, soprattutto dopo le feste. Vacanze, giorni senza scuola ma con molto cibo. Dieta, un progetto ambizioso che di solito inizia di lunedì. Palestra, un luogo pieno di musica e buone intenzioni. Buoni propositi, promesse che facciamo di solito a gennaio e cerchiamo di mantenere. Iscriversi, dire sì con entusiasmo a qualcosa. Frasi utili. Da domani mangio bene. Riprendiamo dopo le vacanze. Mi iscrivo in palestra. Quest'anno cambio stile di vita. È sera. Chiara è sul divano, sente le gambe stanchissime, ma è soddisfatta. Naomi prepara una tisana leggera. Chiara apre il suo quaderno rosso e scrive: oggi ho capito che il nuovo anno non inizia il 1° gennaio, ma il primo giorno in cui torni a scuola. Poi aggiunge sotto: i buoni propositi sono come i muscoli. All'inizio fanno male, ma poi diventano più forti. Chiude il quaderno, sorride. Domani andrà ancora in palestra. Speriamo. Gennaio è il mese dei nuovi inizi. Non serve essere perfetti, basta ricominciare, provarci, mettersi dei buoni propositi. Nel prossimo episodio Chiara scoprirà qualcosa di inaspettato: la neve in Sardegna. Perché sì, anche qui a volte l'isola diventa bianca. Nel frattempo, mangia con gioia ma non troppo, cammina con calma e se puoi scrivilo su un quaderno rosso. Un saluto e a presto!